Procediamo ancora per 20 minuti. Sì, Presidente. Prego. Conosce Maugeri Mario? Maugeri Mario no. Maugeri Nicolò? Sì. Quando l'ha conosciuto? Maugeri l'ho conosciuto dopo la sua scarcerazione, l'ho conosciuto, mi è stato presentato come uomo d'onore anche lui, e abbiamo avuto un rapporto per un omicidio fatto per Maurizio Romeo. È venuto in che senso? Che lui venne nel caseificio di Tuccio, Tuccio le chiese a lui delle cartucce preparate da lui perché sapeva che il Nicolò Maugeri preparava delle cartucce abbastanza buone e ci ha portato delle cartucce sapendo di ammazzare Maurizio Romeo. E abbiamo sparato con queste sue cartucce che ci portò nel caseificio di Tuccio. Questo in che anno si è verificato? Nell'89. Sa del ruolo del Maugeri all'interno dell'organizzazione? Guardi, le posso dire che Maugeri era abbastanza voluto bene nell'organizzazione. Lui negli ultimi, quando uscì, si interessava di più per le sue attività, per gli scavi nelle strade, lui faceva queste cose. E quindi io lo incontravo pochissimo, tranne in qualche occasione, appunto, che una volta lo incontrai nel caseificio di Tuccio, in quell'occasione ci fu questa chiacchiera di queste cartucce. Una volta il Tuccio involontariamente mi stava mettendo a me in difetto verso il Nicolò, in quanto io feci a Tuccio un colloquio nel carcere di Piazza Lanza e io lo feci al mio cognato a Berisando e l'abbiamo unito assieme al suo. Assieme? A quello di Tuccio. Il Tuccio mi disse di avvisare subito a Decolano che c'era il Maugeri isolato e era come se stava collaborando. Aveva questa preoccupazione, io andai da Addo a dirle questa cosa, gliela dissi allora nell'ufficio del cognato di Enzo Mangion e Aldo Decolano mi sgridò, mi disse: ma che stai dicendo, tu e Tuccio, qua e là. Questo mi ha detto Tuccio e questo ti sto dicendo, tutto qua. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Maugeri e il Giuseppe Mangion, fratello di Francesco? No, non lo so. Come? Non ricordo se lei l'ha già detto, quando le fu presentato il Maugeri? Il Maugeri fu presentato, non mi ricordo l'occasione, ma dopo la sua scarcerazione, credo verso il 90, 91, non mi ricordo di preciso. E quando fu battezzato lo sa? No, già lui era uomo d'onore da molti anni. Quando è stata l'ultima volta che ha avuto modo di incontrare il Maugeri in stato di libertà? Non mi ricordo, l'ho incontrato qualche altra volta, ma non mi ricordo dove. Comunque pochissime volte incontravo Maugeri.
Senta, qual era l'attività lavorativa di cui si occupava il Maugeri? Lui aveva delle scavatrici, questi macchinari che fanno buchi nelle strade, fanno queste cose. Ma vi era una sede particolare che lei sappia per... Mi ricordo se era come zona Gesso Bianco, in questa zona. Cioè dove c'erano gli uffici? Mi sembra di sì, zona diciamo, chiamata il Pigno di Catania. Ma lei vi si è mai recato? No, no. Mi ricordo se ci abitava in questa zona o aveva direttamente questi uffici. Maugeri Raimondo lo conosce? No. Lo cerchi, Maugeri Raimondo, è il 4. No, Maugeri Raimondo. E non è qua. Mazzei Santo. Mazzei Santo lo conosco di nome. Lo conosco da quando fu fatto uomo d'onore. Mi faccia capire, lo conosce non di ti siamo mai presenza incontrati. o di nome? No, di nome. Di nome, cioè non l'ha mai incontrato fisicamente? No, è successo una volta davanti la mia villa a Mascalucia, ero io, Tuccio e Piero Pugliesi. E allora si discuteva, in particolare il Tuccio e il Piero, che il Piero era molto soddisfatto in quanto il Mazzei era stato fatto uomo d'onore e doveva essere, diciamo, come rione doveva essere a Catania. Come? Chiedo scusa? In pratica il Mazzei fu fatto per voluta dei palermitani e fu fatto a Palermo e il Mazzei doveva, diciamo, attivarsi a Catania assieme a noi. E allora mi ricordo che Piero sussurrava con il Tuccio che in quanto il Santa Paola era contrario che questo Mazzei attivasse a Catania e venisse fatto uomo d'onore perché, diciamo, non aveva tanta simpatia per cose vecchie, non mi ricordo ora il motivo preciso, e il Piero invece viceversa era abbastanza soddisfatto e le faceva piacere questa cosa. In che epoca si è svolto questo discorso? Questo si è svolto verso il 90 circa, 90-91 inizia, non mi ricordo il preciso. Quindi le notizie le ha prese dal Puglisi e dal Tuccio? Sì, che loro si chiacchieravano su questa cosa e... Lei sa, o comunque ha mai sentito poi del ruolo ricoperto dal Mazzei all'interno dell'organizzazione? Guardi, lui si era fatto un gruppo con i custodi di ragazzi che lui gestiva e automaticamente questi ragazzi si avvicinarono, diciamo, al Mappassolo per conto del Mazzei e quindi mi ricordo che all'epoca si facevano delle guerre, si attaccava a Torre Cappello facendo capire che era Mazzei, ma invece c'erano anche delle persone nostre come organizzazione Santa Paola e Mappassolo ad attaccare il cappello. Lui in pratica, mi ricordo, in un agguato venuto a Santo Romano, Presti Filippo, mi sembra si chiamava Ernesto, è venuto nella zona della via Plebiscito San Cristoforo di Catania, ci fu fatto un agguato con la trappola di un certo Bargiuzza, detto Bargiuzza, una cosa del genere, per tranello questo Santo Romano e questo Ernesto. E il Mazzei
è sceso a viso scoperto per farsi notare in faccia e far capire che era lui che gli faceva guerra, e gli altri tutti incappucciati, ma non so chi erano però. Senta, lei conosce i nomi dei ragazzi con i quali ebbe a costituire il suo gruppo, il Mazzei? Di parte li ho conosciuti, gli ho venduto anche della droga, ci andavo con Piero per sapere se loro avevano bisogno di armi, eccetera. E uno era un certo Tanino chiamato Brovolone, uno era Sergio Minnella, un Trivitera e altri che non mi sto ricordando. Questi ragazzi stavano nascosti nella zona di lì, tra Rimeri, diciamo, e Poggiolupo, e quindi io in quella stessa zona ci abitava Guidotto, i fratelli Guidotto, uno dei fratelli Guidotto e i fratelli Accerito, come zona, diciamo, come punto di riferimento. Questi ragazzi stavano in un appartamento nascosti là dentro perché diciamo che erano in guerra con il cappello. Questo in che periodo, Samperi? Questo fu intorno al 91 circa. Morales Francesco. Morales Francesco, chiamato detto Cicaletta, questo ragazzo l'ho conosciuto moltissimi anni fa quando io rubavo facendo rapine. Assieme a lui uscivo io, lui, un getto Affio, Pippo Pepe e altri della zona della barriera del Bosco di Catania. Senta, sa se fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Questo ragazzo all'inizio faceva parte dell'organizzazione dei Cursoti, poi non mi ricordo il motivo, si dichiarò con la nostra organizzazione, in particolare Piero Puglisi. Piero Puglisi incominciò a frequentare questo ragazzo, mi ricordo in particolare a Bari, questo ragazzo aveva, non mi ricordo, l'allontanamento, qualcosa, doveva stare a Bari, Piero Puglisi ci andava spesso a trovarlo a Bari, gli portava dei soldi e hanno avuto poi un rapporto di droga con lui tra Bari e Catania, e diciamo che se lo gestiva il Puglisi questo ragazzo. Lei ha avuto rapporti con il Morales per la droga? No, personalmente no. E invece questo traffico con Bari? Sì, lo faceva Piero assieme al cognato Mazzaglia e ai cugini di Piero. Mi ricordo che poi ci fu qualcosa che Mazzaglia mi sembra che trascollati tante, perché ci fu qualcosa di qualcuno che chiamò Mazzaglia in questo traffico, non mi ricordo la cosa precisa. Presidente, se ritiene possiamo fare adesso la pausa. Grazie. Un'ora di sospensione. Che numero è la sua cella? Il collegamento con la cella 18, per favore. Come? Deve premere qualcosa? È già collegato? Allora parli nel microfono. Ci siamo? Sì. Presidente, chiedo scusa. Ognuno di noi ha i suoi propri difetti. Avete di caso, io ho il difetto dell'età, delle prostate, del diabete, della motività, dell'educazione. È vero che qua siamo detenuti, ma è necessario che per andare a fare pipì prima si deve bussare 40 volte, poi dopo 40 volte deve essere uno accompagnato e guardato alle spalle di 4 carabinieri che io non sono mai riuscito a fare pipì se non sono chiuso a chiave.
quello deve fare con la porta aperta e per giunta essere guardato. Poi è necessario che un detenuto deve fare, per detenuto, che siamo 100 detenuti, andare in bagno. Non possiamo, ci sono 12 cabacchi, non possiamo andare a uno, a due, a tre alla volta, che ci sono i carabinieri, che il più basso è 1,80 m e che il più delinquente non è tanto mafioso quanto si comporta mafiosa, la divisa che deve attutire, costudire. Signor Colano, se lei ha problemi anche di nervi, però io non lo posso stare ad ascoltarla, Presidente, siamo ognuno al nostro posto. Pertanto desidero che i carabinieri si vanno i carabinieri e noi altri ci facciamo i detenuti. Non vogliamo essere né maltrattati, né violentati, né spinti. Non vogliamo essere arretrati, vogliamo essere attutiti. Ecco, perché loro sono qua per attutirci, non per violentarci. Si fa il possibile. Grazie, Allora, non vogliamo violentare perché Sant'Elio. è vero che abbiamo famiglia, abbiamo timore, abbiamo paura, ma la paura fa 90. Grazie. Avanti. Pubblico Ministero. Conosce Motta Antonio? Motta Antonio. Sì. Sì, lo conosco. Sa se il Motta sia o meno inserito in organizzazioni malavitose? Sì, Motta, la nostra organizzazione è nel gruppo di Salvatore di Santa Paola. Quando ha conosciuto il Motta? Ma il Motta io l'ho conosciuto molti anni fa, che ancora non faceva parte dell'organizzazione. A lui è un suo cognato. Chi è il suo cognato? Il cognato si chiama, è uno che gestisce un allevamento di cani e addestramento di cani a Mascalucia. Già lo conoscevo da allora. Poi una cosa mi meravigliò dove lo vidi nel Viale Ionio, nell'officina giù in Viale Ionio, che addirittura prendeva appuntamenti, gestiva un po' gli appuntamenti tra Santa Paola e gli affiliati del clan. Santa Paola chi? Salvatore. In che anno l'ha visto in Viale Ionio? Già nel 90, 91 lui, nel 90 già stava in Viale Ionio. Lei ha mai discusso con il Motta di affari attinenti alla vostra organizzazione? No, per affare mai. In una cosa lui si prestò. In pratica io avevo un ragazzo di nome Gioffride Mario che avevamo fatto una società nel ristorante dell'albergo Ares Hotel. Poi Chiedo scusa, allora con questo ragazzo cosa avevate fatto? una società nel ristorante Ares Hotel, fra di quale Gioffrida era fidanzato con il proprietario monaco dell'Ares Hotel. Questo ragazzo Chiedo scusa, era fidanzato con chi? con la figlia del proprietario la figlia. No, ho capito il proprietario prima. e quindi in pratica lui Motta si interessò perché poi questo ristorante l'abbiamo ceduto in quanto il Santa Paola Salvatore mi chiamò e mi disse di lasciare questo ristorante perché il monaco a sua volta era anche contrario che questo ragazzo avesse una relazione con la figlia e fece interessare Santa Paola.
E allora Santanova incaricò Motta a gestire questa cosa per il recupero dei soldi che il Monaco li ha dato a Motta e Motta li ha dati a Gioffrida. I soldi devono essere recuperati, quali erano, Samperi? Era la quota del ristorante, diciamo, preso in consegna dal Gioffrida e che io ero socio. Quindi erano soldi che doveva ottenere il Giuffrida, eh? Sì. Fino a quando ha avuto modo di incontrare il Viale Ionio il Motta? Ma il Motta quando si andava in Viale Ionio era sempre là, da quel periodo. Quando Salvatore Santapaolo non c'era, lui rifissava gli appuntamenti, lui sapeva quando mancava, se ritornava o meno. Sa se nell'ambito dell'organizzazione si occupasse anche di altro? No, non mi ricordo altre cose. Senta, lei conosce l'Acqua Scivoli? Sì. L'acqua Scivoli il proprietario era Di Manuele con un'altra persona e in più poi entrò in quota anche Natale Di Raimondo e qualcun altro che non mi ricordo. In che epoca? Natale Di Raimondo mi ricordo che entrò negli ultimi anni tra il 90 e il 91 o qualcosa del genere. Senta, lei ha frequentato l'Acqua Scivoli? No, ci sono andato una volta sola e basta, non l'ho frequentato. Lei sa se vi lavorassero altri appartenenti all'organizzazione oltre alle persone che lei ha menzionato? Se lavoravano là? Sì. No, non lo so. Lei ha conosciuto il padre del Motta? Il padre del Motta sì, l'ho conosciuto. Appunto l'ho conosciuto molti anni fa, che il padre aveva un problema di soldi con qualcuno, non mi ricordo bene la cosa, e cercava aiuto per sistemarsi questa cosa. Che attività svolge, lo sa? Non mi ricordo. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Motta e il figlio Enzo Mangiano, Giuseppe Mangiano, figlio di Francesco? No, non lo so. Ricorda se ha incontrato chiaramente successivamente al periodo del Viale Ionio, se ha incontrato il Motta anche in altri luoghi? No, lo incontravo là a Viale Onico, altri luoghi non mi ricordo. Successivamente al periodo in cui le riunioni si tenevano, comunque il punto di riferimento era il Viale Ionio, può indicare gli altri punti di riferimento, se ve ne sono stati? Era sempre quello, appunto. Poi ci fu il fatto della polizia che ci stava addosso e ci siamo spostati appunto nell'appartamento che ci ha dato il Costanzello, in zona tra via Leoto Scannacca e la Travessina che taglia sta via. Vi sono stati altri luoghi poi, sempre oltre questo, successivamente al periodo del Viale Ionio? Poi si facevano spostamenti, diciamo, a incontri volanti nei bar, dall'Ambassador al Caffè de Paris, e questo era. Dopo il Viale Ionio lei non ha più incontrato il Motta allora? No, non mi ricordo. Lei ha menzionato il Costanzello in più di un'occasione, ricorda? Sì. Il nome e cognome di questa persona? Non mi sto ricordando in questo momento. Costanzo è il nome e il cognome non mi sto ricordando. Può indicare alla Corte il ruolo esatto ricoperto dal Costanzello all'interno dell'organizzazione? Costanzo era un gestitore di bische, questo era il suo ruolo.
organizzava viaggi all'estero, sempre per le giocate. Negli ultimi si andava ad aver comprato un casino assieme a Santa Paola in Romania. E questo In che periodo se ne vantava? Quando io lo frequentavo per la Bisca, tra l'89 e il 90, già lui si mandava diverse volte. E che andava spesso in Romania a gestire anche, a curare gli interessi di questo casino, e dove Nitto aveva la parte, tutto questo. Ma che si recava in Romania, lei da chi lo ha preso? Da lui stesso. Sa se altri lo coadiuvassero per questa attività? No, non lo so. Che attività svolgeva come attività lecita, intendo? Per lui aveva un negozio di liquori in via Oliveto Scamacca. Sa se si occupasse di altro? Lui aveva una discoteca in Medea 5, in via Medea 5. Sa se gestisse o possedesse altri locali? Altri locali, sì. Lui aveva un altro ristorante chiamato, mi sembra, I Treppini, se non mi ricordo male, nella zona tra Ficarazzi, più fosse che faceva Ficarazzi quella zona. Che locale è questo? Era un locale estivo abbastanza grande, un bel locale dove si ballava, si mangiava all'aperto. Fino a quando ha avuto modo di incontrare il Costanzeddo? E Costanzello l'ultima volta l'ho incontrato appunto in questa occasione che io andai in questa casa per cercare Salvatore Santa Paola, perché appunto in via Leone non si poteva più andare. Andai nel suo negozio e lui mi indicò qual era la casa dove bussare. Conosce Musumeci Francesco? Non mi sto ricordando. Musumeci dovrebbe essere uno che stava vicino a Costanzello. Senta, lei sa se il Costanzello avesse fratelli? Sì, uno ne aveva. E dovrebbe essere questo, il Musumeci Francesco. Uno che stava sempre vicino a Costanzello. In che senso stava vicino? Ma in tutti i sensi, stava vicino sia al club che nei liquori, sempre assieme a lui. Senta, lei ha parlato dei supermercati Super S. Sì. E ha detto che a questa attività era interessato Aldo Ercolano, è così? Sì, era lui il proprietario. Ricorda o ha mai conosciuto o saputo chi fossero le persone che gestissero questa attività? Sì, lui aveva un responsabile che gestiva l'attività, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Sto parlando della Super S. Sì, sì, lui aveva una persona che gli gestiva appunto l'attività. Però non mi so Lei l'ha ricordare. conosciuta questa persona? No. E in che senso allora ne ha sentito parlare? Sì, ne parlava Tuccio, in quanto questo era quello, diciamo, il responsabile che pagava i fornitori, e il Tuccio si lamentava che questo, diciamo, che ritardava i pagamenti per i formaggi e mozzarella.
non ha mai saputo chi fosse esattamente questa persona? Non mi sto ricordando. Di vista credo che non l'ho mai visto. Conosce Nania Antonino? Sì. Nania è il genero di Mangio Francesco. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto un bel po' di anni fa nel campo sempre delle macchine, lui gestiva la Nicky Car di Via Veneto, sempre tramite Francesco Anastasi ho conosciuto Nania Antonino. Sa se il Nania sia o meno inserito in qualche organizzazione? Guardi, la mia organizzazione non credo che il Nania attivava. Il Nania sì, era il genero di Mangion, gestiva i locali, questo sì, altre cose che il Nania gestiva a livello di criminalità nell'organizzazione non lo so. Quali erano questi locali che gestiva? Ma il bar che c'era in Piazza Europa, mi ricordo si chiamava sempre Epoca, la Nicky Car della Maserati, Innocenti, un altro negozio di moto e macchine aveva in corso di dipendenza assieme a volte lo gestiva anche Pippo Mangion. Qual è questo locale, scusi? E loro avevano un altro negozio di vendita di macchine e moto della Suzuki e della Innocenti e della Maserati. E questa attività era in corso di dipendenza. Scusa, erano queste attività? In corso di dipendenza. Io ci compravo una moto e me l'ha venduta Pippo Mangion in quell'occasione. Senta, e nel Viale Vittorio Veneto? La Nicky Car c'era, era un'officina. Allora, prima in Piazza Europa c'era direttamente l'autosalone, poi in Viale Veneto hanno fatto l'officina della Maserati e Innocenti. Senta, lei conosce o ha conosciuto Gentile Fabrizio? Gentile Fabrizio era un ragazzo che le gestiva anche questi autosaloni e diciamo, era un responsabile di questi, come diciamo quasi un direttore di questi esercizi. Di quali esercizi? Tra Corso Indipendenza e Piazza Europa. Senta, questi esercizi, che lei sappia, erano diciamo beni personali o erano... Questi erano di Mangion, Francesco. Senta, in questo esercizio in Viale Vittorio Veneto lei vi si è mai recato? Sì. In che occasione, lo ricorda? No, io avevo una Maserati che quando avevo qualche problema la portavo là, non mi ricordo di aver fatto incontri o qualcos'altro là dentro.
Lei ha parlato di Alfio Rofino. Sì. E ha fatto riferimento alla racchetta. Sì. La racchetta che tipo di locale era? Ristorante e poi diventò anche sala giochi. E questa sala giochi da chi era gestita? Sala giochi era sia da Orofino, ma in società al 50% con Carletto Campanella. E com'è a conoscenza di questo? Lo diceva anche Orofino stesso che c'era Carletto in società. Che anche io gestivo gli stessi articoli, quindi si parlava sempre quando capitava, che si incontrava. Senta, in che periodo c'è stata fatta questa società? Ma credo dal 90 in poi, se non ricordo male. Vi erano altri soci o soltanto il... Che io sappia c'era Carletto e Orofino, non mi ricordo se c'era qualcun altro. Senta, lei nel corso del suo esame più volte ha fatto riferimento all'attività di usura. Può ricordare le persone che praticavano l'usura? Ma l'usura c'era il 40% di Catania erano usura. Quelli miei me ne ricordo, per esempio, a parte che io le facevo usura io. Altri, insomma, a volte ci incrociava anche stessi clienti con gente dell'organizzazione che magari non sapeva né io né lui, la stessa persona veniva sia da me o la stessa persona a dire anche di un altro. Lei ha menzionato l'Orre Filippo, se mal non ricordo, Sì. ha menzionato Campanella, ha menzionato Piazza Salvatore. Lei sa se queste persone avessero contatti con altri nella gestione dell'attività di usura? Presidente, c'è opposizione. Il tema è stato ampiamente sviscerato prima dell'interruzione. In ogni caso è oggetto di un processo a parte, pendente davanti alla terza sezione del Tribunale Penale. Se quella è l'opposizione, possiamo dare. Poi, Presidente, vorrei far presente che il delitto di associazione per delinquere prevede nel programma delittuoso, così come è stato contestato, anche il delitto di usura. Sì, no, il pubblico ministero faccia la domanda specifica solo per ragione di economia che ho accolto l'opposizione, perché mi pare che l'argomento era stato già affrontato. Se il pubblico ministero ha bisogno di specificazioni in relazione agli atti che ha, può fare la domanda direttamente. Lei sa se fra Filippo Lorre ed Alfio Rofino vi fossero rapporti? Presidente, c'è opposizione, ha già risposto. Si rigetta, il pubblico ministero ha seguito la mia indicazione. Se c'erano quei rapporti, no, non lo so. E lei sa se vi fossero rapporti fra il Piazza Salvatore, l'Orofino Alfio o il Lorre Filippo? Guarda, tra il Piazza e l'Orofino c'erano dei rapporti, anche se non tanto tutti e due si volevano bene, perché il Piazza mi parlava male di Orofino mi parlava male di Piazza. Nello stesso tempo tutti e due erano amici, giocavano a carte assieme, con i soldi si cercavano, insomma. C'era questo, con il Lorè non lo so. Che tasso praticava lei di usura a Samperi? Il 10%. E sa La base era tutti il 10%, la maggior parte. 10% in che arco temporale? Ogni mese, ogni 10 milioni e 1 milione e mezzo. E l'attività, il denaro che lei investiva per l'usura, da dove le proveniva?
dalla droga, questo era, perché a volte talmente il denaro ce n'era tanto che bisognava anche uscirlo, perché non c'era la possibilità di metterlo in banca o a casa, e quindi si usciva a usura, si ci dava anche a persone per uscire la usura. Senta, lei ha parlato con riferimento al Mangion di alcuni esercizi. Sa quando ha avuto la disponibilità di questi esercizi il Mangion? Ma Mangion Francesco. sì, questi esercizi lui l'ha avuto, allora, la Nikkei di Piazza Europa lui l'ha comprata che già esisteva, nel tempo non mi ricordo, ma tanti anni fa comunque. Lei sa con quale denaro sono stati acquistati questi esercizi? Non lo so, ma non credo siano stati comprati col sudore lavorando comunque. Conosce Pagano Antonino? Pagano Antonino, conosco il Pagano, quello del ristorante alle spalle dell'Hotel Cessio di via Conte Ruggero. Ha avuto soltanto rapporti clientela o perché lo conosce? Per quale motivo lo conosce? No, lo conosco perché a parte di rapporti di clientela, e poi lui aveva dei problemi, una volta aveva dei problemi a usura, l'ho sistemata, un'altra volta aveva bisogno di soldi, lo mandai dalla Re, non mi ricordo di preciso però. Palazzolo Salvatore lo conosce? No. Senta, del gruppo di Acireale, lei chi ha conosciuto? Ho conosciuto Nuccio, i fratelli Rigano e altri che lui man mano mi presentava, che non mi ricordo i nomi, Quattrocchi e uno dei fratelli Quattrocchi, questi ho conosciuto. Pappalardo Salvatore, Sì. quando l'ha conosciuto? Pappalardo l'ho conosciuto verso l'80, 81, quando io rubavo con ragazzi di Montepo, e allora già lo conoscevo da allora. Poi diciamo che ci siamo cominciati a frequentare dopo che lui fu arrestato, poi scarcerato. Una volta quando fu lui arrestato, quando si stava sposando nella chiesa di Sant'Agata, io ero presente. E poi ci siamo frequentati dopo la scarcerazione assieme a Natale di Raimondo. Senta, quando è stato fatto uomo d'onore lo sa? Dopo che è uscito dal carcere, assieme a Natale. Cioè in che anno? Non mi ricordo l'anno preciso quando sono stati scarcerati. Comunque loro non erano uomini d'onore, sono stati fatti quando sono stati scarcerati. Fino a quando ha avuto modo di incontrare o vedere il Pappalardo? Pappalardo lo vedevo spesso. L'ultima volta io ebbi con il suo suocero un battibecco per una macchina nel mio autosalone. Sto parlando per esempio che fu primi 92, comunque nel 92. Io ebbi un battibecco con il suo suocero per una macchina, e poi lui venne a cercarmi nel campo Ulisse mentre che era una partita, e abbiamo discusso questa cosa.
Ma le fu presentato poi il pappalardo Sì, come no, uomo d'onore? certo. E quando le fu presentato lo ricorda? Credo che sia stato intorno 89, 88 circa. In quale gruppo è inserito il pappalardo? Natale di Raimondo, Montepo. Lei ha commesso mai reati con il pappalardo? Con il pappalardo diciamo che abbiamo fatto la guerra assieme a quella dei Ferrera, abbiamo gestito questa cosa assieme, e nell'omicidio del basista si chiamava Calogero Carmelo, se non mi ricordo male, questo basista, Quando è stato fatto questo omicidio? nell'89 mi sembra stato. Le ragioni forse le ha già riferite? Credo di sì. E quindi lui partecipò a questo omicidio e in pratica in tutta la guerra lui la partecipò assieme a noi, diciamo. Lui era sempre alla ricerca di questi Ferrera, di ragazzi di Ferrera, lui venne anche lui per ammazzare Romeo assieme a Natale di Montepo. Altri fatti ne ricorda? No, altri non ne ricordo. Senta, lei ha parlato delle riunioni. Ricorda qualche riunione in particolare in cui ha avuto modo di incontrare il pappalardo? Il pappalardo c'era sempre, tutti i martedì, quando si è parlato da Città Mercato alla Standa, tutte le cose che si devono fare, lui era sempre presente. Lui era uno di quelli che non mancava mai nelle riunioni. Lei ha mai sentito parlare della famiglia De Stefano? Sì, calabresi. Calabresi. Appartengono a qualche organizzazione? Di Reggio Calabria, la famiglia di Stefano, un'organizzazione calabrese. In che senso ne ha sentito parlare? Ma questi diciamo che come corrente erano dalla nostra parte. Personalmente mi sto ricordando il motivo, sono stati spesse volte in Reggio Calabria per discutere certe cose che interessavano la famiglia. Ma questo come l'ha appreso lei? Perché nelle riunioni allora Aldo Ercolano dava questi incarichi e io ero presente. Loro hanno fatto parte di carcerazione, mi sembra, nella zona calabrese, e quindi hanno fatto anche queste amicizie con questi calabresi. Conosce Pastura Carlo? No. Pavone Emanuele? No, non mi sembra di conoscere. Pelleriti Antonino lo conosce?
quelli di Antonino non mi sto ricordando, credo di sì. Francesco Pesce lo conosce? Pesce, ho conosciuto quello che gestiva il punto Mota a Mister Bianco, un venditore di abbigliamento. Quando l'ho conosciuto io gestiva lui un frantoro dove si macinavano le pietre, questo mestiere faceva. Sei il pesce che mi ricordo io questo. Che poi fu ammazzato questo. Com'è? A questo fu ammazzato. Sì. Senta, che lei sappia, vi erano interessi della famiglia catanese all'interno della base militare di Sigonella? Non mi ricordo se c'erano degli interessi. Comunque credo che Eugenio Galea aveva dei rapporti con Sigonella. Senta, sapere lei quando ha iniziato a lavorare? A lavorare? Come attività lecita? Se ha mai lavorato lecitamente? No? Sì, lavoravo da piccolo. Da piccolo quando? Ma già dall'età 12 anni così lavoravo al meccanico. Poi che ha fatto? Poi passai nell'attività con mio padre dei fiori. Dove vendeva fiori? Allora, da ragazzino, a parte il negozio, noi vendevamo fiori anche al cimitero in questi posti. Ricorda altri posti? In via Umberto, all'Angelo Custode, ad Acitrezza, questi erano i nostri punti. Perché parla al plurale? Con chi vendeva fiori? Assieme a mio padre, mio fratello, la mia famiglia. Vi erano persone strane alla famiglia con le quali vendeva? No, non credo. In via Tennea, alla Standa. E lì? Lì ho conosciuto degli altri fiorai che poi ho rincontrato nell'organizzazione. E chi erano queste persone? Sembra che erano marchese, se non mi ricordo male, si chiama Marchese. O Pelleriti, sembra, anche Pelleriti. Pelleriti chi? Non mi sto ricordando il nome, comunque questo ragazzo come gruppo era con Pistone a Villaggio San Marco. Questo ragazzo che età aveva che età potrebbe avere adesso? La mia età, Cioè? di 32, 31, 34, questa è l'età. Può dare una descrizione di questa persona? Questo ragazzo negli ultimi anni si era brizzolato abbastanza, era diventato quasi bianco con i capelli. È alto 1,70 qualcosa, fisicamente normale. Cos'è? Colorito, carnagione? Scura, non scura, giusta diciamo, con un colore siciliano. Senta, e questa persona
Quando ha avuto modo di rincontrare, quindi? Ricorda l'occasione? Spesse volte lo rincontravo con Pistone, assieme a Franco Pistone, non mi ricordo i punti precisi, ma lo incontravo spesso. Lei ha mai commesso reati con questa persona? Che mi ricordo no. Ha avuto modo di discutere con questa persona per fatti inerenti all'organizzazione? Credo di sì, ma non mi ricordo di preciso che cosa. Perché lui era stato presente più di una volta in qualche cosa che non mi ricordo. Pistone Francesco, Sì, quando l'ha conosciuto? Pistone già quando si iniziò, diciamo che si doveva fare quella guerra con il Pillera, già lui faceva parte dell'organizzazione Sant'Alava. Quindi in che... Stiamo parlando dell'82-83. Sa che ruolo aveva il Pistone? Che età? Che ruolo? No, che ruolo? Ma allora non mi ricordo, ma poi lui fece, diciamo, prese parte come capogruppo del villaggio Sant'Agata. In che senso? Che lui gestiva dei ragazzi al villaggio Sant'Agata e lui, diciamo, che gestiva la situazione. Senta, lei può ricordare gli uomini d'onore che le sono stati presentati? Sì. Da quelli che ho nominato finora. Anche quelli che ha nominato, sì. Tutti li devo fare. Sì. Da Decolano. Presidente, chiedo scusa, c'è un'opposizione. Gradiremmo, credo, capire le ragioni per le quali si dovrebbero ripetere i nomi di coloro che ha già indicato quali uomini d'onore il Samperi. Lo gradiremmo sapere una difensore e soprattutto ritengo lo dovrebbe capire la Corte e sapere la Corte. Così non si rilevano profili di inammissibilità. Se ritiene, Presidente, posso fare una domanda più diretta. Se ritiene il pubblico ministero può farlo anche direttamente. Una domanda così generica si presume che si faccia per evitare suggestioni. Se gli si chiede Tizio che non ha nominato, poniamo uno d'onore, in pratica mi si farebbero opposizione perché la domanda è suggestiva. Ritengo. Lei sa se il Pistone fosse o meno uomo d'onore? No, a me non risulta. Non mi è stato presentato come uomo d'onore. Lei sa di reati... Lei ha mai commesso reati con il Pistone? Credo di no. E reati di cui si sarebbe reso responsabile il Pistone? Credo che lui abbia fatto parte della rapina della posta dei 3 miliardi. Non so in che ruolo ha partecipato, ma credo che lui sia stato presente in quella rapina. Pizzimento Paolo lo conosce? No.
Lei ha parlato della Amalia. Sì. Lei sa chi fossero le persone che coadiuvavano se ve n'erano chiaramente, il Tuccio nella gestione della società? No, non lo so. Per me il proprietario era Tuccio, la Malia e basta. Ma che lei sappia, la società a chi era intestata? Non lo so. Conosce Privitera Mario? Privitera Mario conosco, dovrebbe essere dei custodi del gruppo di Nesima. E questa persona quando l'ha conosciuta? Diciamo in particolare l'ho conosciuta quando assieme a Piero andavamo appunto da questi ragazzi che erano con il Mazzei e per aiutarli quello che serviva e metterci a disposizione in questa occasione. Lei conosce altre persone con quel cognome? Non mi sto ricordando in questo momento. Lei ha mai sentito nominare o conosciuto una persona chiamata Pippo Aulfi? Sì. Chi è questa persona? Questo è quel Pippuzzo che io avevo nominato quando ho detto che Nuccio Marino faceva parte del gruppo di Natale di Manuele. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto nel carcere di Piazza Lanza nell'87. Lui era assieme a Nuccio Marino, assieme a Mimmo Condorelli e quando sono usciti tutti e due assieme si sono messi appunto con Natale di Manuele come gruppo. Li incontrava sempre assieme, andavano spesso da Marcello D'Avila. Questo come lo sa? Perché spesse volte li incontravo, diceva magari stiamo andando da Marcello e stiamo passando da Marcello. Lei ha mai commesso reati con Pippo Aulfi? No, Sa di reati di cui si sarebbe reso responsabile no. Sa per quale motivo era detenuto a Piazza Lanza? Mi sembra per una rapina. Il Nuccio Marino sicuro per la rapina, non credo anche lui. Sa dove era stata consumata questa rapina? No, quello di Marino sì, questo di Paupi no. Quella di Marino qual era? Quello di Marino era una rapina alla banca del mercato ortofrutticolo che c'era a San Giuseppe l'Arena. Lui ha avuto un inseguimento, un incidente, si era rotto una gamba, in carcere camminava con le stampelle. Senta, Puglisi Alessandro lo conosce? Sì, cugino di Piero Puglisi. Conosce gli altri cugini? Sì, li conosco a tutti. Li può indicare i nomi? Salvatore Puglisi, Domenico Puglisi, un altro lo conosco, diciamo che era un po' fuori dal gruppo, che si è venduto una pizzeria in America e si era stabilito a Catania. Questo è il fratello di Alessandro. Mentre Domenico
E Salvatore? Erano quelli che attivavano nell'organizzazione assieme al Piero Puglisi. In che senso non ho compreso? Ma loro, la sua specialità era nella droga, vendere e trattare la droga. Parliamo di Alessandro. Mentre Alessandro, allora, Piero lo recuperò questo ragazzo perché una volta si drogava, insomma era un ragazzo che si stava perdendo, poi Piero lo recuperò e se lo mise vicino e sembrava che se ne era uscito dalla droga e poi attivava come gli altri vendendo stupefacenti e faceva questo. come lo sa questo? Lo so perché abbiamo avuto dei passaggi assieme. Mi può indicare in che epoca sono avuti questi passaggi? Poi cosa intende con passaggi? Passaggi di droga, intendo che a volte l'Alessandro mi consegnava della droga a me. Droga che veniva da dove? Che veniva da Piero Puglisi naturalmente. L'ultima somma di denaro Alessandro gli ho data, che io mandavo a Piero, circa, mi ricordo perché sono dai 20 ai 25 milioni, li ho mandati la stessa sera che mi hanno arrestato. Il pomeriggio mi incontrai con Alessandro e mandai questa cifra a Piero Puglisi e la sera mi hanno arrestato. Qual è la data del suo arresto? Anche se forse l'ha già La detto. data è il 5 gennaio del 93. E quando invece ha iniziato ad avere rapporti con l'Alessandro Puglisi? Ma già da qualche anno già avevamo questo rapporto. Qualche anno cosa intende, Samperi? Un anno, 2 anni. E invece la consegna del denaro fatta all'Alessandro la sera del suo arresto, Fu fatta nella villa dove io fui arrestato. cioè qual era la villa? Era dietro in via Medea, dietro il modellaggio di Marcello Dago. Di chi era questa villa? Era di una signora che noi, questa villa io la usavo anche per giocare, diciamo, facevo la bisca, per giocare a sciamè. La signora le davo 500.000 lire a sera e facevo il gioco. Ma la signora sapeva che... Sì, sì. E il nome della signora? La signora si chiama Intelicato Rosetta. Senta, e invece il denaro a cosa si riferiva? A quale partita si riferiva? Una partita che io negli ultimi mi ero rifornito da Piero di cocaina. Questa cocaina il Era Puglisi... circa 1 chilo di cocaina avevo preso da Piero prima che io potesse latitante. E sa da dove proveniva questa cocaina? Questa era l'eroina buona che veniva, Chiedo scusa, era cocaina o eroina? cocaina, che veniva da Madonia. Se non ricordo male mi sembra da Madonia, non vorrei sbagliarmi comunque. E come fa a sapere che questa proveniva dalla Madonia? Perché mi ricordo che Madonia trattava solo cocaina buona, questa che avevo preso da Piero era ottima, quindi potevo anche sbagliarmi, ma credo che era quella comunque. Lei ha mai venduto sostanza stupefacente o ceduto sostanza stupefacente alla Puglisi Alessandro? Non mi ricordo se gli ho fatto qualche consegna, non mi ricordo perché c'era un rapporto continuo con loro, non mi ricordo se gli ho dato qualche volta anche io della cocaina, perché se l'avevo io a Piero gliela davo io, viceversa se l'aveva lui me la dava lui. Lei nel corso del suo esame ha fatto riferimento a, diciamo, questa attività di taglio anche della sostanza. Sì. Chi curava il taglio della sostanza stupefacente, Samperi? Io avevo una persona che l'ho conosciuto tramite Rocco Di Paola, una persona zoppa, questo aveva un problema a una gamba, e che questo aveva un chimico che gli preparava questo taglio che era molto buono per tagliare la cocaina. Lo compravo
non mi ricordo ora, ogni mezzo chilo circa 3 milioni, non mi sto ricordando di preciso. E l'Alessandro Puglisi di cosa, che attività esattamente svolgeva, oltre a quello che ha riferito nel... Lui questo, la sua attività era trattare i clienti, era droga e questo. Altre cose non ne so. Poi ha fatto riferimento, anche se ne ha parlato più volte nel corso del suo esame, al Puglisi Domenico e al Puglisi Salvatore. Sì, tutti e due facevano la stessa cosa che facesse Alessandro, andate. Loro erano quelli che gestivano la droga, il Piero le dava in consegna della droga e loro se la gestivano con i clienti e tutto. La stessa cosa faceva il cognato, Mazzaglia, Salvatore, in pratica questi era tutto un gruppo che vendevano sta droga in abbondanza, che avevano un bel giro e vendevano abbastanza droga. Poi c'era un altro cognato di Piero, Alfio, e il parrucchiere, anche questo ragazzo perché lavorava, perché si mise assieme a loro anche a vendere droga. Presidente, non è stata fatta nessuna domanda, non è una persona imputata in questo processo, diventano dichiarazioni spontanee, credo. È il prosieguo di una domanda. Possiamo avanti. Il prosieguo potrebbe dire qualunque cosa. Passiamo avanti. Cosa stava dicendo Samperi? Sì, Si accoglie l'osservazione. No, io non ho sentito neanche cosa stava dicendo il Facciamo Samperi. la sua domanda al pubblico ministero. Senta, lei ha parlato Lei ha fatto riferimento alla basetta e alla sostanza stupefacente che veniva acquistata dal Basetta. sì. È mai capitato il contrario, cioè che il Basetta abbia acquistato sostanza stupefacente? Da noi? No. Basetta non l'aveva questo bisogno di comprare da noi. Basetta riforniva noi. Purvirenti Armando lo conosce? Sì. Il Virenti Armando, gruppo Carletto Campanello. Questo io gli ho venduto droga anche personalmente. Questo le teneva armi a Carletto Campanella, al gruppo, diciamo che le gestiva delle armi. Negli ultimi l'ho lasciato che gestiva un autosalone di macchine sulla circonvolazione. Il padre vendeva materazzi assieme a lui a Picanello. Non c'è l'associazione della pista precedente? C'è l'associazione di... No. No, non penso. Il contrario. Che in che occasione gli ha venduto droga? Ma molto tempo fa io avevo tutto quel gruppo diciamo, di Picanello, che c'erano dei ragazzi in quest'angolo, perché lui dove lui vendeva i materazzi era chiamato come zona all'angolo, e lui faceva parte in quest'angolo di quei ragazzi che si rifornivano di droga e spacciarla nel quartiere. Quindi molti anni fa lui era uno dei miei clienti che si riforniva da me. Molti anni fa, cioè fino a quando?
fin quando poi lui si mise appunto del gruppo di Carletto Campanella ma sto parlando nell'85-86, così lo fornivo io. E poi quando... Poi sì? Poi lui passò col gruppo di Campanella e non aveva più bisogno, diciamo, di essere rifornito da me, che già la droga c'era, diciamo, ce n'era in abbondanza. Ma sa se ne occupava successivamente, se si è mai occupato di droga successivamente? Non lo so. Cioè lei ha detto che ha avuto direttamente rapporti con il presidente sì. Armando fino all'86 più o meno. Sì, Quando poi entrò a far parte del gruppo del Campanella, sa se si è occupato... Poi diventò uno di loro, diciamo, e se dopo vendeva non lo so. Però lui detto da lui stesso che teneva armi nascosti per conto di Carletto, e, insomma, lui diciamo che si vantava un po' perché questo ragazzo aveva anche questo diciamo, modo di fare, anche di vantarsi, che era uno molto attivo nel gruppo. Ma le parlò anche del fatto che continuava a trattare stupefacenti? Presidente, opposizione. La suggestione ormai, Presidente. Se già ne ha parlato. Non devo dire altro, Presidente, mi rimetto a lei. Basta. Cioè la domanda. Ma si è già parlato, sto dormendo. Si è già parlato di stupefacenti. Si è già parlato di stupefacenti. Se si accoglie l'opposizione. Io non so la domanda di sempre. Signor Presidente, io avevo chiesto alla Samperi... No, Presidente, mi scusi. Mi scusi, dottore Marino, mi scusi. Cosa vuol dire? Di che cosa la devo scusare, avvocato? Sì, no, mi scusi se parlo mentre lei è intervenuto, perché Prego. desidero fare una precisazione. Posso, Presidente? Presidente, io credo, signor Presidente, io credo che il pubblico ministero non abbia diritto di interloquire sul merito della decisione della Corte. No, Quindi, non è questo il punto, avvocato, che io ho consultato perfetto, da quello. Ora la domanda in quei termini non può essere posta perché Sì. c'era già una risposta. Perfetto, Presidente. Dico no, siccome credo che il pubblico ministero stia per entrare, siccome sovente è accaduto, stia per entrare nel merito della decisione della Corte. Io chiedo che... Lei non faccia queste prognosi, insomma, Benissimo, queste previsioni. Presidente. Se il pubblico ministero ha da fare altre domande... Benissimo. Io temo di essermi distratto, Presidente. Volevo soltanto dire questo, non sto facendo osservazioni sulla decisione della Corte. E se col consenso dell'avvocato Passarello spiego quello che volevo dire. Io avevo chiesto alla Samperi se avesse avuto rapporti, cioè come se No, sapesse... Presidente, mi scusi, mi scusi, Scusi. dottore Marino. No. Allora possiamo anche interrompere un Avvocato minuto. Passarello, lasci parlare. Nel merito della decisione della Corte non si Allora, può qual era entrare. la domanda del pubblico ministero? Ecco, una domanda, perfetto. La domanda? Sa se successivamente all'86, cioè quando lei ha avuto rapporti o ha ceduto sostanza stupefacente al pulvirente Armando, il pulvirente Armando si sia occupato di E a stupefacenti? questa domanda aveva risposto. L'opposizione, Presidente, ha già risposto. Ora c'era una domanda successiva sulla quale verteva l'opposizione. Su questa domanda l'opposizione non Io ho c'era chiesto stata. come Su lo questa. sa, ho chiesto come lo sa, com'era a conoscenza del Samperi che si occupasse anche successivamente all'86 di stupefacenti. La risposta, avvocato Passarello, per favore. La risposta era nulla sa dire, non lo sa. No, guardi, io questo non l'ho sentito, Presidente. ora non l'ho sentito, Presidente. Ora lo sto chiarendo io e quindi la Chiedo domanda, scusa, Presidente. la domanda risposta successiva Presidente, non poteva la risposta essere. del Samperi, possiamo riascoltare la registrazione, era che si vantava lui stesso e poi accenna subito al discorso delle armi. No, Ora, ha sentito quindi il Samperi non ha dottor Marino. Chiedo scusa, avvocato Passarello, se mi consente di parlare, se no io Allora, sto per zitto, favore, per favore, lei Samperi, ripeta tutto il discorso, lei. Ha capito qual è il Presidente, problema? Avvocato Passarello. Presidente, Ma c'è già il verbale, signori, per E favore. non riascoltiamo, Presidente. Non lo voglio riascoltare.
perché è più faticoso ed è più lungo. Allora, Come stanno le cose? Presidente, mi scusi. Signori, per favore. Presidente, Presidente, mi scusi, io sono osservante delle decisioni della Corte. Io formulo opposizione a questo modo di procedere, perché signor. in questo modo Sì, sostanzialmente... Sostanzialmente non succede niente, avvocato, perché c'è il verbale. Sto cercando soltanto di risparmiare tempo, quindi se lei vuole intervenire nella discussione. Il Pulvirenti le forniva di droga dall'85-86, lo fornivo personalmente io di droga. Lui vendeva nella sua zona, nel suo quartiere di Picanello, vendeva la droga, poi passò col gruppo di Carletto Campanella. La smetta. Allora, passò nel gruppo di Carletto Campanella e che cosa Quindi succede? poi è diventato uno del gruppo di Campanella, dove lui si vantava di tenere armi da parte di Campanella. Questo ho detto prima. Questo ho detto. È esattamente quello in cui si inserisce l'incidente. Il Samperi, possiamo qui e non... Chiedo scusa Presidente, il Samperi ha anche aggiunto che si occupava di stupefacenti, anzi ha detto non ce n'ha bisogno di procurarsi droga da me perché ce n'è in abbondanza. Perfetto. E io gli ho chiesto come lo Perfetto. sa questo, a questa domanda il Samperi non ha mai risposto, possiamo anche verificare il verbale. Ma allora verifichiamo il verbale. Signore, verifichiamo il verbale. Per favore, l'operatore ritorni indietro. Avvocato Marino, per favore, va. Ma almeno faccia commenti entro la sua testa. Bisogna vedere quale, avvocato. Diciamo ce n'era in abbondanza. Sa se se ne occupava successivamente, se si è mai occupato di droga successivamente? Non lo so. Cioè lei ha detto che ha avuto direttamente rapporti con... No, scusi, ritorni, guardi, lei per favore la fermi, perché ha preso il punto, era esattamente il punto che si voleva risentire. Risentiamolo ancora. Del Campanella, sa se si è occupato... Poi diventò uno di loro, diciamo, e se dove vendeva non lo so. Questo è Però esattamente quello che avevo notato, l'incidente è chiuso, possiamo tornare al punto con le domande successive. Presidente, non ho sentito, ha detto dove vendeva, non lo so, io non l'ho sentito. Ha detto dopo non lo so, è chiuso l'incidente per favore. Chiedo scusa Presidente, c'è un passo, e ne sono certo, in cui il Samperi dice non se la procurava più da me perché ce n'era in abbondanza di sostanza stupefacente nel... È un giudizio che è espresso, che non aveva più bisogno di lui. Però alla domanda specifica, se avesse continuato, ha risposto non lo so. Allora andiamo avanti. Samperi ha detto che il Pulvirenti aveva un negozio o qualcosa di simile? Pulvirenti aveva un negozio di materazze e cuscini a Picanello. Poi negli ultimi anni l'ho lasciato che gestiva un autosalone alla circonvolazione. E lei sa dove teneva le armi il Pulvirenti? No, dove no, però lui si vantava di tenere tutte queste armi, faceva capire che lui era ormai uno importante nel gruppo. Ma si vantava solo di questo, delle armi? Sì.
Pulvienti Giuseppe. Sì. Lei ha parlato in più occasioni di quote che comunque venivano destinate a persone di spicco nell'ambito dell'organizzazione. Sì. Al Pulvienti Giuseppe quali quote spettavano? Infatti, il Pulviente Giuseppe le mandava la quota a Basetta da Varese. Poi il Pulviente Giuseppe veniva, diciamo, come rispetto veniva noi per esempio facevamo una rapina in banca e mandavamo dei soldi. Su queste cose non è che c'era l'obbligo di farlo, ma era un senso di rispetto verso lui come persona. Presidente, chiedo scusa, scusi se intervengo, scusi dottore. Signore Colano, Giuseppe si sente male, sta male, può disporre la traduzione al carcere, l'infermeria, insomma non può. Certamente. Chi è? Può essere trasportato all'infermeria, può essere tradotto alla... E alla 18, signor Presidente. Allora, se la scorta vuole occuparsene. Si vuole avvicinare per favore? Procediamo. Quattrocchi Alfredo lo conosce? Quattrocchi Alfredo, conosco Quattrocchi, i fratelli Quattrocchi di Acireale. Non ricorda i nomi dei fratelli Quattrocchi che lei ha conosciuto? No, non me lo ricordo. Uno in particolare l'ho conosciuto, che diciamo che mi ci hanno fatto incontrare, nel quale si parlava che ci fosse un Nicotra, che lui sapeva dove e che allora si pensava che era un Nicotra che noi cercavamo dalla parte di Mister Bianco. E poi io sono andato a fare questo sopralluogo che non era lui. Assieme a lui mi ci accompagnò e era nella zona di Mister Bianco, tra Linera e Mister Bianco. Lui aveva una Jeep come macchina e siamo andati assieme a fare questo sopralluogo. Da Mascalucia siamo stati a fare questo sopralluogo. E di questa persona può fornire una descrizione? Questo Quattrocchi è una persona abbastanza alta, allora portava capelli lunghi, ondolati, e se non mi ricordo male portava anche i baffi, abbastanza robusta, questo. Appartiene a qualche organizzazione? Sì, il gruppo di Acireale denuncio.
Questa è la persona a cui lei ha fatto riferimento da ultimo? Sì. E gli altri fratelli, quanto sono gli altri? Guarda, so che ce n'è un altro che non tanto conosco, che è nell'organizzazione, lo conosco di nome, e altri non lo so se altri fratelli. Ce n'è uno mi sembra che è più grande di questo che ho nominato prima. E gli altri fratelli? Questo nell'87, uno di questi fratelli che sto dicendo, nel 91 era nel carcere di Piazza Lanza. Io presi il suo posto, lui partì, io incontrai Rigano, Angelo in questa stanza, e Quattrocchi era partito mi ricordo per Trapani, per un altro carcere, e io presi il suo letto appena arrivai al suo posto. La stanza era la 56, se non mi ricordo male, la 56 o la 57. Quindi, se non sbaglio, sono 3 le persone a cui lei fa riferimento? No, parlo di quello che diciamo... No, ecco, in tutto dei 4 occhi cui lei fa riferimento, quante sono queste persone? Io 2 faccio riferimento. Quindi 2 compresa questa persona conosciuta in carcere? Sì, no, non l'ho conosciuto in carcere, già quando io sono stato arrestato, diciamo nel novembre 91, lui era partito qualche giorno prima, però lasciò nella stanza allora un coltello che io feci buttare a questi ragazzi, tipo Rigano aveva in consegna da lui un coltello che lui teneva nascosto nella stanza e che io le feci buttare perché non ne avevamo bisogno di tenerlo in camera questo coltello. Mi dicono allora si lamentava, dice ma è di Quattrocchi, ho detto beh, è di Quattrocchi, però Quattrocchi non c'è, il coltello si butta. Lei conosce una persona soprannominata Zizzo? Sì, Francesco Zizzo, Franco Zizzo. Sa se questo è il cognome? Il cognome è Raimondo. Raimondo. Quando l'ha conosciuto questa persona? Questo l'ho conosciuto molti anni fa, faceva parte nel gruppo allora di Pippo Licciardello che poi con l'uscita di Carletto Campanella ha preso il posto di Carletto Campanella. Allora c'era Licciardello che gestiva questo gruppo di Picanello, già lo conoscevo da allora. Lei ha commesso reati con questa persona? No, con questo spacciavamo della droga, io vendevo a lui vendeva a me, si favoriva, si facevano dei passaggi anche di favori, tutto qua. In che arco temporale? Ma questo fu per l'85, 86, già avevamo questo rapporto di droga, io rifornivo il fratello del Francesco Zizzo a Roberto con il fratello non tanto andavano d'accordo e si riforniva da me in abbondanza di droga. Fino a quando, Samperi? Ma in quel periodo fu il periodo più bello che io avevo come cliente giù a Picanello, era l'85, 86, 84 era quello, poi fui arrestato nell'87 e ripresi nell'88 quando uscì a Essere Libertà. Sa se si occupasse di altro il Raimondo nell'ambito del gruppo? Il Raimondo faceva parte dell'organizzazione, credo sì, si occupava anche di altro, non so cose specifici, però era uno abbastanza buono nel gruppo. Poi negli ultimi anni si era comprato un rifornimento sulla circonvolazione,
verso l'ennesima superiore, però scendendo da Montepo per andare verso Ogna. Che tipo di sostanza ha trattato con il... Cocaina e eroina. Rapisarda Giovanni lo conosce? Sì. Sa se fa parte di qualche organizzazione? Sì, la Pisarda è un ragazzo che teneva come gruppo a Corso Indipendenza e si appoggiava a Natale di Raimondo. L'ho incontrato circa nell'89-90, se non mi ricordo male, a Danitto Santapaolo a Mascalucia assieme a Enzo Santapaolo, Papotto Enzo Santapaolo e Danitto Santapaolo. E lo incontrai là, io andai con Piero e incontrai tutti e due là. Lei ha mai commesso reati con il Rapisarda Giovanni? Non mi ricordo. Ha avuto modo mai di discutere con il Rapisarda di fatti attinenti? Rapisarda si faceva la guerra dei Ferrera, lui era uno anche che diciamo partecipava a questa guerra e lui doveva ammazzare uno che tentò di ammazzarlo una o due volte e non ci riuscì, quel ragazzo riusciva sempre a farla franca, anche se tutto ferito, solo che ora non mi sto ricordando il nome di questo ragazzo. Franco, si chiamava di nome Franco, ma aveva anche un soprannome che non mi sto ricordando. Questo ragazzo era del Corso Indipendenza e lui non riuscì ad ammazzare questo ragazzo e credo che dopo morì questo ragazzo. Franco Ciunno, come il soprannome era Uciunno. Senta, lei ha conosciuto, ho sentito parlare di Natale Montalto? Sì, Natale Montalto.